Ciao Vladi e ciao Giulia, oggi i segreti d'Esena approdano in Piazza Banchi. Sto per arrivare in quella che è appunto Piazza Banchi di Genova, nel cuore del centro storico della città. È qui che si è consumata una storia dai dettagli davvero unici e leggendari. A quanto pare una presunta strega, Caterina Manola, detta la Cagna Corsa, fu arsa a rogo proprio in questo punto. Dobbiamo fare però più di un passo indietro e viaggiare nel tempo fino al 1600 circa, quando la Serenissima Repubblica di Genova perseguitava e faceva appunto ardere e bruciare a rogo le presunte streghe. Era il 6 luglio del 1630, quando Emanuele di Passano, capitano di Rapallo, scrisse al Senato di Genova, raccontando un fatto a lui capitato. Aveva bussato alla sua porta una mendicante con la nomea in paese di essere una vera strega. Così Emanuele di Passano non perse tempo e la fece fermare, la fece arrestare, in attesa di altre testimonianze che non tardarono ad arrivare. Si istituì il processo che avvenne nel salotto del capitano. Il 23 luglio i testimoni iniziarono a deporre. Purtroppo per lei non pochi cittadini la incolparono delle sfortune capitate ai propri figli. Così la povera Caterina non ebbe scampo. L'11 agosto il capitano dichiarò chiusa l'udienza e inviò il tutto, chiuso con la ceralacca del suo sigillo, al Senato di Genova. Anche se il processo aveva dato un risultato chiaro, visto le tante accuse dei testimoni, comunque l'ultima parola spettava al Senato di Genova. Il 30 agosto il Senato rispose al capitano e, visto le tante accuse e i tanti elementi esaminati, ahimè si rese conto che l'unica soluzione sarebbe stata quella di porre giustizia istituendo un rogo. Come abbiamo detto all'inizio, Caterina Manola, detta la Cagna Corsa, venne bruciata in Piazza Banchi, come successe già a tante altre streghe o presunte tali. Ma non è tutto, sembrerebbe che la pietra dove fu arsa Caterina, dove fu bruciata viva, rimanga calda ancora oggi e anche d'inverno. Il problema è trovare quale sarà la pietra. Queste io le sento abbastanza fredde, bisognerebbe controllarle tutte. Torneremo magari con più calma e faremo anche questa cosa. Inoltre sembrerebbe che quell'orologio alle mie spalle si guasti sempre alla stessa ora e si dice, secondo la leggenda, che fu l'ora esatta in cui Caterina spirò, morì proprio su questa piazza. Sarà una coincidenza? Una leggenda storica? O una suggestione? O ci sarà qualcosa di più oscuro? A voi le conclusioni. Bene, per oggi è tutto. Un altro segreto è stato svelato, un'altra leggenda. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Continuate a seguire il canale YouTube Dario il Leggendario, iscrivetevi, attivate il campanellino. Da Dario il Leggendario e dalla Cagna Corsa per oggi è tutto, ma noi ci vediamo prestissimo. Ciao!